dare abiti alla storia nel presente. L'Atelier. Se Venezia è costume e storia del costume, se è dimora del teatro e città cinematografica ancor prima della nascita del cinema, diventa imprescindibile leggerne i riverberi nel moderno e nel contemporaneo. Una di queste scintille è certamente Nicolao Atelier, nato per la volontà e la passione di Stefano Nicolao. La sartoria chiaramente nasce con l'intento di seguire proprio lo spettacolo, quindi io nasco attore, diciamo io vengo da studi artistici, quindi liceo artistico, Accademia di Belle Arti, scenografia, e durante il liceo già avevo cominciato con Giovanni Poli alla scuola della Vogaria e questo mi ha assolutamente preso, rapito, e quindi avevo deciso di fare l'attore e così fu. Mi trovai a continuare a fare questa vita un po' da girovago come attore, ma tutti gli amici e altri conoscenti mi chiedevano, compresa la Vogaria, quando avevo i buchi liberi, di andargli a fare aiutare agli spettacoli, sapendo questa mia passione per il costume soprattutto. E quindi a un certo punto, dopo anni di attore, di aver calcato il palcoscenico davanti, decisi di andare dietro le quinte e rimanere lì proprio nella sartoria. Non una sartoria, ma un atelier, dunque. Non solo teatro, cinema o carnevale, ma spettacolo a tutto tondo, con dei ricordi straordinari, come il Marco Polo di Montaldo girato in Nepal. È stato essenziale il Marco Polo di Montaldo. Enrico Sabatini, costumista che è scomparso qualche anno fa, mi chiamò, eravamo amici, e mi disse: solo tu potresti fare questa parte. E quindi andai a Roma a preparare, a seguire un po' alla DER, che c'erano gli studi, poi quando si venne a Venezia, dove ricostruirono la piazza, mi disse: adesso però devi partire per il Nepal. Come dico, sì, perché ti curi la parte di scene e costumi della seconda unità nepalese e di passaggio appunto dalla Persia alla Cina. Ho vissuto il viaggio di Marco Polo e questo mi è rimasto nel cuore da sempre. Ogni volta che viene fuori in televisione un pezzo del Marco Polo mi viene un po' la commozione, perché veramente si è aperto un mondo che fu proprio quello dell'inizio della mia carriera. Venezia è Venezia, e questo è veramente per me, portare nel mondo il nostro sapere, il nostro know-how, è veramente orgoglio per me, ma anche importante secondo me per la città che ho creato proprio questa situazione, questo atelier che porta la bandiera del leone un po' dappertutto.